progetto di ricerca europeo High Flyers è il primo drone ibrido di questo tipo che è stato progettato, che è in grado di volare, quindi con una certa autonomia, e poi di atterrare su un sito industriale, come potrebbe essere per esempio un gasdotto, una tubatura, e poi scorrere, quindi la parte mobile, e inoltre fare delle operazioni fisiche e manuali, come per esempio una misura di spessimetria dei tubi. Questo è il contesto tipico dell'ispezione e della manutenzione. Il nostro gruppo di ricerca Prisma, nel laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, ha avuto ben 8 progetti europei finanziati nel settore della robotica aerea negli ultimi 10 anni. E con una punta d'orgoglio non c'è alcun gruppo in Europa che possa vantare un record di questo livello. Il laboratorio di robotica dell'Università Federico II è sempre attivo nel sviluppo di tecnologie che hanno poi un effettivo impatto sia in ambito sociale che in ambito industriale. La robotica di servizio è attualmente uno degli assi portanti del nostro laboratorio per lo sviluppo di tecnologie appunto che possono avere un concreto impatto nella vita quotidiana sia in ambito civile che in ambito industriale. Il progetto dei Flyers nasce con l'obiettivo di aumentare la sicurezza negli impianti, perché grazie a dei droni speciali possiamo fornire agli operatori dei nuovi strumenti che gli consentono di realizzare le stesse operazioni che avrebbero fatto direttamente in impianti in condizioni di rischio in condizioni favorevoli. Una macchina estremamente sofisticata. Il drone High Flyers ha visto la luce grazie a un team composto da più di 10 ricercatori e ingegneri che hanno collaborato per poter raggiungere questo obiettivo. Per darvi un parametro di riferimento, è un drone che possiede oltre 25 motori e consente la possibilità di operare ispezioni in raffinerie o in impianti petrolchimici in condizioni del tutto sicure, garantendo una resa addirittura superiore a quello che potrebbe essere ottenuta da un operatore umano, perché un robot è ripetitivo, esegue le stesse operazioni sempre nello stesso modo e le esegue senza mettere appunto a rischio l'operatore umano.